Kiki, hai una storia di guerra. Una storia vera, ma anche no. Dal senso che mi sono lasciato là le sensazioni. Ho trovato le storie di un giovane di 20 anni e forse tabai di me per tabaia di lui. Un che non hai conosciuto, un che non avresti potuto conoscere. Un che è diventato famoso in tale storia. Sì, sto malgrado. E la storia è che io mi permetto di contare così, come se il so fosse il menù. Il menù? Sì, e avevi anche un cognome, ma me l'hanno cambiato. Oddio, non è che vedi che grande importanza, anche pensando su molto che sono diventato famoso, o vorresti tranquillamente il fatto di mancul. Mandi, o sono in assoluto il 10 di febbraio del 1995 e sono furlano. A soi l'ottavo di Nufradis. Sì, le sta biel ve a manculum da ur di me dopo siete. Così a mancula che hai potuto fare un ninin di papà. Sì, perché il mio papà le la vie che eri piccolo. Le la vie così, di semplicità di ciumut che l'avevi avuto, senza tan salutare. Tan le ver che io di Ponte in Blanc hai sognato lavoro. Partire ad ogni manco col chibec, alc per aiutare me famè, per aiutare me mari. Me mari sante femmine, così piccinine, però un carattere forte, un'anime che ha conosciuto masse il sacrificio. Beh, venga stai, che neanche a 20 anni hai attaccato a lavoro in ta ferrovia, mentre pat lì, sì, a fare di manuali, di che a spostare robe, metti ad un altre, ciri di sistema. C'è un lavoro che commentava in i bracci, commentava in le fuarce, non commentava il chiaff. Anzi, no, pensare alle proprie inutili. Tanto è vero che forse di lì è attaccata a svoletta via con la me di fantasie. Sì, la via, viaggia. Proprio come con cui tu hai 20 anni. Oh, ma c'è maleducato, non mi so neanche presentato bene. Io mi chiamo Riccardo e sono di Donje Udi. Sono sul stradone, parla a Cividal. Bellissime Cividal, mi ha sempre piaciuto Cividal. Sì, veramente, perché i suoi monumenti, perché sono strade così particolari, le statue. Cividal mi ha sempre affascinato, soprattutto il Point dal Diavolo. E le liende che sta da ora, che mi contava di spese mari, che mi diceva che praticamente per fare il Point il Diavolo l'ha domandato Utoria a sua mamma, che ha chiappato un grand clap e lo ha tutto al mezzo del natisonte, al mezzo del Point. E a me mi faceva ridere queste robe. Mi faceva ridere che pensava che anche il Diavolo aveva bisogno di domandare gli autori a qualchidun, tra cui somari o sopari. Beh, io non hai potuto mandare tanto, mi pare, perché sì, ma se l'hai già dite, scusate, lei che mi manchi tante e io pensi di spesso a lui. Ben bon, però Cividal dopo lo hai conosciuto benissimo. Poi che bene. Sì, perché ho soldato e mi hanno chiappato alle 16ª compagnie dai Alpins all'8° reggimento Cividale. E lì sono entrato finalmente tra le nae. Oddio, non era che grande differenza tra le nae e il lavoro, era un po' sì perché muovi il cool e non pensare. Non pensare perché dovevi di obbedire, dovevi di fare. E non hai neanche pensato.
Noi neanche pensato che mi hanno detto che il 24 di maio o ieri entrasse in guerra. In guerra. Allora, tale vero che le mie compagnie non sanno mandare su, non sanno mandare su a Drenchia, su d'ogni lì dal monte Kolovrat. E ieri lì, erano in avanscoperta, non sanno dite, erano non che viaggiavano le piste a che altri. Figo? E magari al diventa un mistero, magari come di mano alta, ferrovis, o diventi al di più, o diventi un soldato. A 20 anni magari attacchi ti rappi bes, dice che o credevi di poter fare. Così, senza sapere tanti robis, di ponte in blanco, mi chiate coi miei commilitoni a camminare dagli boschetti, dagli svaldi al natison, o ieri in lei, in avanscoperta, come che us dicevi, una roba mai savute, una roba nuove, biele, e si lave, e erano anche bieli poeschi, si stava bene. Oh, che svalsi dal natison, sconsiglia a tutti la viola di spazio, che, bon, io mi visi che con che sono stazione, le mattine era un po' frescute, ma si stava bene. E io ero lì che camminavo in mezzo ai boschi, dalle boschetti, e mi sognavo di quanto eri frutto, di quanto come fradi che il pipicciul andava in dalle campagne dal circondario d'ogni chiesa me, e si andava lì, e era tutta un'avventura. Vedevi tu una ramaschi spostata, era sicuramente succeduto alcun club che ti pareva che non era lì, erano mille avventure di un frutto. Come era quasi compagno. Solo che le sclope a noiere di lei. Eppure eri lì e camminavi. Ma tu avevi 20 anni. A 20 anni tu sei sempre di corsa a 20 anni. Io ero una tipe che mi piaceva io Audi, sì, veramente. Ma non sei mai arrivata a chiacchierare tanto. Sì, forse un colpo, un mandi di corse, un mandi dato fra i denti così, ma si imbarazzato. Avevi 20 anni, si eri di corse. Ma cessato a 20 anni. Forse non tu sai nulla. O forse tu sei veramente ridotto a 20 anni. Tu hai 20 anni e tu sei lì che tu capisci le vite con tanti robi di fa. E così poco tempo a 20 anni. Shhh! Tas Riccardo, tas! Mi dicevi besolo. Ieri lì da boschette, che mattine. Una scloppa che non era di legno. Tas Riccardo non sta a pensare a continuarmi a dirmi di besolo. Perché non io di pensare. Tas Riccardo continuavi a dirmi. Dal po' sentiti in me, ma qual nemi? Che so chi di un'evore di tempo e non mai veduto nessuno. Tas Riccardo, che può di scuviargiti. Tas Riccardo, ta! Una sclopettata. Una. Drette. E dopo sei morto. Sì, sei morto. Così. Senza tanti casini. Senza tanto pensare. Sei morto di corse, di semplicità. Come mi pare. O eri assurdità. Dopo, quando io non ero più, di me ha scritto così. Di giusto Riccardo, alpino dell'8° reggimento che a Monte Nat Brecciana il 24/5/1915 nel nome santo d'Italia per primo la giovinezza immolando battezzava col proprio sangue il cimento della virtù italica che Vittorio Veneto poi
consacrava glorioso trionfo. Ben boh, era sbagliato il cognome, ma non importa, anzi, considerando perché che sei diventato famoso, beh, forse è miglior così. Mi chiami Riccardo, avevi nome 20 anni e avevi che palle vite di corse, come che si vive a 20